Vorrei invitare il professor Giovanni Costa a fare una breve testimonianza su Bruno Visentini, visto appunto nell'ambito del diritto societario. E intanto illustro che il professor Costa è professore emerito di organizzazione aziendale all'Università di Padova, consigliere di amministrazione di Intesa San Paolo e di Edizione Holding. E ha avuto da giovane studioso questo incontro con Bruno Visentini di cui vorrà adesso dare testimonianza. Grazie Presidente. Porterò via poco tempo per ricordare che sono debitore a Bruno Visentini di un'esperienza e di una sistemazione concettuale e vedo l'aspetto di Visentini come aziendalista, se si può dire tra virgolette, essendo stato presidente dell'Olivetti e vicepresidente dell'IRI. L'esperienza è quella di un lungo stage che, su richiesta del mio maestro Pasquale Saraceno, Visentini mi consentì di fare all'Olivetti. Saraceno e Visentini si conoscevano molto bene perché Saraceno, oltre che cattedra a Venezia, era capo dell'ufficio studi dell'IRI. Correva l'anno 1970 e Saraceno ebbe una grande intuizione che per sostenere lo sviluppo degli imprenditori veneti del miracolo economico che avevano creato dal nulla una grande quantità di aziende, avevano bisogno di una grossa iniezione di cultura manageriale e quindi voleva dar vita a un corso di laurea in economia e direzione aziendale. Io uscivo da una laurea tradizionale in economia e commercio che era, costruita per un commercialista tradizionale e quindi sapevo poco, assieme ai miei colleghi, sapevamo poco di azienda. E quindi mi disse Saraceno, vai all'Olivetti che vedi come è fatta un'azienda moderna. Nel mio stage ho avuto l'opportunità appunto di capire com'era e soprattutto di conoscere quella straordinaria squadra di manager intellettuali che stava cercando faticosamente di gestire l'eredità di Adriano Olivetti. Quello che è interessante è che a conclusione di questo stage Saraceno venne a fare un'ispezione e quindi organizzammo una colazione di lavoro con Visentini, il management dell'Olivetti e lo stesso Roberto Olivetti che era amministratore delegato. Visentini si dimostrò molto interessato al nostro progetto e diede anche dei buoni consigli. E quindi sono molto grato e anche da questo punto di vista su Venezia, sul corso di laurea, che poi era qui al di là del ponte a San Trovaso, ebbe una qualche influenza. Il secondo debito che ho è una sistemazione concettuale che riprende alcune cose che ha detto poco fa Gustavo Visentini. Il superamento del limite dell'impresa familiare era visto come un fatto molto positivo da noi giovani. C'era Giuliano Segre prima, col quale ci trovavamo da Montin a leggere Galbraith che sviluppava la teoria sulla tecnostruttura, ti ricordi? E quindi noi la vedevamo molto positivamente questo fatto. Visentini invece ci richiamò su alcuni limiti di questa impostazione e io penso che come aziendalisti ne abbiamo proprio recepito lo spirito. Scriveva Visentini, quando la proprietà si dissolve a causa del frazionamento azionario e perde ogni reale capacità di delegare e controllare per assumere il carattere di mero strumento finanziario, l'impresa passa di fatto ai dirigenti, i quali acquisiscono un potere autonomo,
originario e praticamente non revocabile. Visentini pensava allora ai disastri prodotti soprattutto nelle partecipazioni statali, da questa autonomia del management. Visentini anche però dava il rimedio e quindi rivalutava un ruolo della famiglia o comunque di qualche altra entità che facesse da controbilanciamento del potere di management. E diceva: occorre fare quanto è possibile perché in ciascuna impresa sia conservata la presenza diretta e indiretta, se non di un'unica persona, di una famiglia o di un gruppo ristretto, che anche con una partecipazione complessivamente minoritaria ne eserciti il controllo e ne determini gli indirizzi con rischio patrimoniale e con possibilità di decisione. Anche nelle grandi imprese è indispensabile una presenza capitalistico-imprenditoriale. Ecco, questa è stata una sistemazione concettuale che per me e che per molti miei colleghi aziendalisti è stato un faro. Vi ringrazio. Bene. Grazie al professor Costa.